Purtroppo sì, è vero, il Napoli è eliminato ai quarti di finale di UEFA Champions League e solo oggi sono consapevole di poter fare il video con voi e parlarne della partita, perché era così pesante che ieri non ce l'ho fatta a mettere la mia faccia davanti allo schermo e commentarvi questa partita. Ma ciao a tutti amici, da Napoli nell'87, purtroppo sì, Milan è in semifinale di UEFA Champions League. Nel doppio confronto con il Napoli ha avuto più occasioni per poter far male al Milan, ma non è stato cinico, mentre dall'altra parte hai trovato un Milan cinico, un Milan che queste competizioni ce l'ha nel sangue, la storia lo dice. È un Milan attento soprattutto, che non ha fatto giocare Osimhen ieri sera, ma anche nella partita dell'andata ha fatto sì che poi si qualificasse, e alla fine bisogna fargli complimenti a questo Milan. Però dall'altro canto non puoi dire nemmeno niente al Napoli, che ce l'ha messa tutta per potersi qualificare. Parlando della partita ieri, il Napoli ha fatto il suo gioco, ha provato a schiacciare il Milan come ci aspettavamo, la partita che ci si aspettava. Il Napoli che doveva cercare ovviamente il gol e il Milan di ripartenza, ma il Milan non è solo quello di ripartenza, attenzione, perché qualcuno può pensare che ha fatto solo ripartenza, ma il Milan usciva palla al piede anche di qualità e attaccava anche a volte il Napoli, non ha fatto solo contropiede. Questo lo voglio sottolineare da sportivo e da quale tifoso del Napoli. Napoli, visto quanto ha costruito a livello di occasioni di gol, forse non avrebbe meritato di uscire, ma l'atteggiamento, la consapevolezza, la voglia, la determinazione, l'attenzione ha fatto sì che questo Milan poi si vada a conquistare questa semifinale, e alla fine ha sempre ragione chi va in semifinale. Il Milan ha ragione, ha avuto ragione ieri sera, ha fatto un'altra prestazione da grande squadra, da grandissima squadra quale lo è. Ragazzi, voi vedete questo divario enorme in campionato fra Napoli e Milan, ma attenzione, anche lì il Milan è un conto giocare un campionato, cioè giocando partita una dopo l'altra, ti puoi concedere anche qualche sconfitta, magari l'attenzione cala, no? Perché comunque c'è tante partite, mentre in Champions League sai che sei dentro o fuori, non puoi sbagliare quando vai oltre i gironi, e il Milan ha questa mentalità, questa consapevolezza e l'ha fatto vedere. Il Napoli ha fatto il Napoli, però da quel canto ha preso la squadra peggiore che poteva prendere, perché il Milan sa come gioca, Pioli sa come gioca il Napoli. Il Milan sembra la squadra perfetta per annientare il Napoli, l'ha fatto vedere nelle ultime 3 partite. È vero, non sarà un caso, un 0-4 dove il Napoli si dice che non è sceso in campo, ma poi hai perso a Milano 1-0, hai pareggiato ieri sera con il Milan a Napoli. E questo Milan in area ti ha fatto fare poco, il Napoli ha tirato tanto da fuori area, ma in area il Milan è stato sempre compatto con le 2 linee fra centrocampo e difesa, sapeva ripartire e anche uscire con qualità al piede, e l'abbiamo visto. Leao determinante, Leao da solo ha portato il Milan in semifinale, ma dobbiamo dare meriti a tutti del Milan, perché il Milan per me è una squadra di enorme qualità. Attenzione, non guardiamo i singoli, perché il Milan ha Tonali, ha Leao, ha Giroud, altro che vecchio. Giroud lo mette il pallone avanti la porta, te la butta dentro. Brahim Diaz, Tomori, Kier, che hanno annientato Osimhen ieri sera, solo al 92esimo ha toccato il pallone Osimhen. Mostruoso Maignan, che fra andata e ritorno ha portato anche lui alla qualificazione questo Milan, perché c'è anche tanto di lui in questa doppia sfida con il Napoli. Però ragazzi, al Napoli diciamo è stato sfortunato anche sul fatto, però non è una scusante, è stato sfortunato anche sul fatto che è un periodo no, questo mese di aprile abbiamo visto quanta fatica sta facendo a fare gol. E con il Lecce fa un gol, con il difensore, con Di Lorenzo, con il Milan perde 4-0, poi riperde 1-0, poi con il Verona 0-0.
appena 2 gol, uno ieri e uno con il difensore, con il capitano, nelle ultime 4-5 partite, e sono pochi, mentre ci ricordiamo il Napoli da inizio campionato fino a prima di aprile era una macchina da gol. E ci sta, i ragazzi sono in calo, i ragazzi fanno fatica quando vanno a scendere i soliti 11 in campo. Però abbiamo visto anche che questo Napoli, quando viene a mancare un Anghissà, un Kim, un Osimhen, un Simeone, qualche difficoltà ce l'ha. Soprattutto se poi vai a giocare con squadre come Milan o Bayern Monaco, così, che poi non hai affrontato, ma se te vai a giocare, che ti viene a mancare un titolare contro queste squadre qui, diventa difficile. Lo era già difficile, poi ti vengono a mancare, perché ribaltare l'1-0 non era comunque facile, perché dall'altra parte ti trovi il Milan che ti ha fatto vedere come bloccare Kvara ed Osimhen. Ieri il Napoli, Osimhen annullato, come ho detto al 92esimo, si è visto che Kvaratskhelia ha avuto qualche spunto, però è stato contenuto bene dai difensori del Milan, anche se poi ha buttato in piccionaia 2 o 3 palloni, ha sbagliato il calcio di rigore. Però cosa gli vogliamo dire anche a Kvaratskhelia, che da inizio d'anno, come ho detto, fino ad oggi, fino al mese di aprile, sta facendo qualcosa di straordinario, come tutta la squadra. Prima dell'uscita dell'infortunio di Politano, il Napoli giocava, ha fatto anche di più, cioè nei minuti iniziali ha messo tanta pressione al Milan, ha schiacciato il Milan. Poi purtroppo, ragazzi, la stanchezza si viene a sentire, i giocatori come Anghissà e Kim vengono a pesare. Poi c'è da dire, c'era un rigore per il Napoli sul Lozano, netto, perché è netto, però ragazzi non bisogna appoggiarci a, come posso dire, agli errori arbitrali, o al Napoli non l'ha buttata dentro, il Napoli ha attaccato tanto, ha avuto più possesso del Milan, ma alla fine il Milan ha vinto. E quello che conta è questo, è il Milan che ha vinto. Il Milan ha impostato Pioli, ha impostato una partita perfetta contro il Napoli, sapeva come il Napoli andasse ad approcciare questa partita e giocava questa partita, perché il Napoli era forzato per il risultato di andata ad attaccare il Milan, e il Milan ha aspettato il momento giusto per far male il Napoli. Mario Rui ingenuo su quel calcio di rigore che ha concesso al Milan, che poi, ragazzi, oltre che Kvaratskhelia, anche Giroud sbaglia il calcio di rigore, un po' che lo tirano male secondo me sia Kvara che Giroud, però comunque i meriti vanno dati anche a 2 portieri forti come Meret e Maignan. Niente ragazzi, ci abbiamo provato, i ragazzi hanno fatto quello che potevano, magari siamo anche a dire qui con Osimhen all'andata, con la squadra al completo anche al ritorno, gli 11 titolari, il Napoli sarebbe passato, ma non possiamo dire sempre ma se quella avrebbe segnato, ma se Giroud avrebbe fatto il rigore prima, ma se Napoli avrebbe preso quel rigore di Lozano e l'avrebbe segnato, sarebbe cambiato tutto. Ma non possiamo sempre buttarci sul ma. I fatti sono che il Milan l'ha vinta la partita ed è in semifinale e noi fuori. Complimenti ancora al Milan, complimenti ai ragazzi, perché comunque ci hanno dato tanta soddisfazione, siamo nella storia comunque perché abbiamo sorpassato gli ottavi di finale, il Napoli non l'aveva mai fatto, è andato ai quarti di finale, se l'è giocata alla pari con il Milan e alla fine la spunta però il Milan. E niente ragazzi, fatemi sapere voi cosa ne pensate nei commenti, lasciando un bel mi piace se vi è piaciuto il video, ma soprattutto se ancora non l'avete fatto, che aspettate la carrozza, iscrivetevi al canale di Napoliello87. Sono ancora amareggiato, sì, però ragazzi, dall'altro canto chi se l'aspettava? Quest'anno un Napoli che arrivava così in fondo in Champions e soprattutto con i punti di margine in campionato, primo in classifica, e siamo a un passo da quel sogno che ormai si era spento in noi tifosi, viste le cessioni, visto il 2018, invece, ragazzi, dobbiamo essere contenti per la stagione che sta facendo il nostro Napoli. Con questo è tutto, buonasera a tutti amici, da Napoliello.
87 come sempre aiuto. Forza Napoli!